Ciao a tutti amici, bentornati sul canale, benvenuti in un nuovo video, benvenuti qui ai piedi delle piccole Dolomiti a Campo Tamaso, poco sopra Valdagno, e adesso mi sto incuneando in questa valle chiamata Valle del Boia, poi andrò a fare il sentiero del Bragion e voglio portarvi con me. Guardate come si presenta questo sentiero. Guardate come si presenta questa escursione. Direi che ci sono tutte le caratteristiche affinché anche questa possa essere un'escursione molto interessante. Quindi andiamo via, andiamo insieme, andiamo a tutta. Let's go! Arrivati in fondo alla Valle del Boia, parte da qui il sentiero Bragion. Però qui vi voglio raccontare la leggenda della Valle del Boia che abbiamo appena attraversato. Si narra, o meglio questa è la narrazione ufficiale, che da queste parti vivesse una famiglia, marito, moglie e un bambino di nome Mattia. Un giorno la donna morì e da quel momento il padre si legò sempre di più al figlio. Un giorno il figlio scese in paese a vendere della mercanzia e fu assalito. Probabilmente perse la vita, ma da quel giorno il padre impazzì e si mise a uccidere tutti. Chiunque passasse di qua, dal dolore irrefrenabile per quello che era accaduto al figlio. Questa è un po' la leggenda della Valle del Boia. Cominciamo a scorgere delle strane figure in mezzo al bosco. Questi sono i famosi salbanei. Qui sono nella grotta, casa dei salbanei. I salbanei sono questi piccoli folletti che si dice siano figli delle anguane ed erano dei piccoli folletti dispettosi che si compiacevano, erano felici di fare scherzi e di mettere a soqquadro le case delle persone, qualche stanza e a volte anche attorcigliare i capelli e i crini dei cavalli. È una leggenda, quella del Salbaneo, presente un po'
in tutta Italia, chiamati con nomi diversi. Da noi in Veneto, specialmente nelle zone appunto di Valdagno e Requaro, li possiamo trovare in maniera molto molto forte. È una leggenda molto molto sentita in tutta la zona ed è bene raccontarla, insomma, e tenerla viva. Intanto guardate che spettacolo questo posto. Vediamo il fiume che scorre e già mi viene voglia di fare il bagno. Abbiamo visto prima delle cascate stupende e questo percorso ci riserverà ancora grandi emozioni. Il sentiero Bragion è dedicato a questo escursionista amante della montagna, venuto a mancare durante una sua uscita. È segnalato molto bene. Anche a questo bivio il sentiero Bragion è indicato con la sua targhetta, mentre per gli altri punti ci sono altre indicazioni. Noi lo seguiamo pedissequamente perché è davvero molto molto bello, è davvero davvero consigliato. Sale, ha dei punti che spingono anche in maniera dignitosa. Comunque ci si può appendere, ci sono i corrimano appositi e devo dire che si sta rivelando un'escursione sorprendente dal mio punto di vista. Passata la baita, il sentiero Bragion proseguirebbe giù di qua. Io adesso invece voglio proseguire verso la Croce dei Castiglieri. E cominciamo a scorgerla la Croce dei Castiglieri, in mezzo agli alberi lì. Comunque anche questo sentiero sale in maniera importante, è segnalato bene, però è tosto. Adesso arriviamo su alla croce, dai! Siamo al Vaio Battilora. Mamma mia che spettacolo!
Quando si arriva alla Croce dei Castiglieri, l'unica cosa che viene da dire è wow. Si resta sorpresi e impacciati davanti a tanta bellezza. Sono veramente commosso, emozionato, incredibile, paesaggio stupendo. Un ultimo sguardo a questo spettacolo meraviglioso prima di tornare sui miei passi e dirigermi verso il monte Turigi. Eccomi ritornato dove ero prima e mi ricollego al sentiero del Bragion. Allora, consiglio di andare su alla Croce dei Castiglieri e farsi questa deviazione di 3/4 d'ora? Sì, ma non a tutti, lo consiglio a chi ha gamba e a chi ha voglia di emozionarsi al vedere quella meraviglia, però ha voglia anche di far fatica, perché tra andare e tornare e godersi il paesaggio, secondo me un 45 minuti te li devi buoni. Adesso io riprendo il sentiero del Bragion e chissà poi se trovo un'altra indicazione per salire al monte Turigi, che mi interesserebbe molto fare anche quello. Quindi riprendiamo il Bragion e vamos. Arrivati a Passo Turigi, il sentiero del Bragion continua verso la mia sinistra, altrimenti si torna dalla Valle del Boia, da cui sono passato anche stamattina. Noi seguiamo ancora il sentiero Bragion.
arrivato a Campo Tamaso, ho terminato un anello di circa 14 km, percorso veramente stupendo, specialmente la prima parte, quindi la Valle del Boia, la parte del Sentiero del Bragion, dove ci sono tutte le cascate, fino alla baita e poi alla Croce dei Castiglieri. È qualcosa di meraviglioso, stupendo davvero. Poi, una volta sceso dalla Croce dei Castiglieri, quando si riprende il Sentiero Bragion, è un po' più ostico e non si vede moltissimo, non ci sono scorci così belli come nella prima parte, fino a quando si arriva alle creste del Turigi, che allora lì si movimenta un po' di più e diventa anche interessante. Sul Monte Turigi potete anche fare a meno di andare e scendere direttamente qui a Campo Tamaso. Comunque è un giro che io consiglio a chi ha gamba, a chi sa cosa vuol dire andare in montagna, serve del passo sicuro, ma è stato veramente veramente bello. Io lo annovero tra i migliori giri nella provincia di Vicenza, assolutamente, perché la prima parte vince su tutto. Io da Campo Tamaso allora vi saluto, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video, datemi consigli e qualsiasi cosa vi viene in mente. Scrivetemi punto commenti, mettetemi like, iscrivetevi al canale e tutte le cose belle, interattive, social, moderne, e chi più ne ha più ne metta. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!